Buongiorno e bentornati con l'informazione in diretta di Telefriuli. Partiamo con quello che è successo un anno fa, era proprio il 9 marzo infatti quando l'ex Premier Conte annunciava il lockdown che avrebbe segnato l'inizio della lotta alla pandemia. Oggi, a distanza di 12 mesi, nel giorno del primo anniversario dell'Italia in zona rossa, il Friuli Venezia Giulia si trova a fronteggiare un nuovo picco di contagi con la speranza di una forte accelerazione nella campagna vaccinale, il timore di un passaggio ancora una volta in zona rossa, un timore che si fa sempre più concreto e forse a partire da lunedì 15. Sentiamo. A un anno dall'inizio dell'incubo lockdown, dopo il primo DPCM del governo Conte, annunciato proprio il 9 marzo 2020 e con il superamento ieri della soglia dei 100.000 morti legati al Covid, l'Italia vive un nuovo momento di forte preoccupazione e anche la nostra regione guarda con allarme al boom di casi registrati in particolare nell'ex provincia di Udine, ma anche nell'Isontino. Numeri alla mano, nell'arco di una settimana i contagi nella nostra regione sono più che raddoppiati, mettendo nuovamente sotto pressione gli ospedali che avevano appena iniziato a riprendere un po' di fiato. Di questo passo il rischio di un passaggio in zona rossa da lunedì 15 marzo è più che concreto. I timori che le varianti possano mandare nuovamente in tilt il sistema sanitario spingono il governo Draghi a correre ai ripari, anche per mettere in sicurezza la campagna vaccinale che nelle prossime settimane dovrebbe finalmente ingranare la marcia. Anche in Friuli Venezia Giulia si guarda alle prossime decisioni del commissario Figliuolo sui vaccini. Al momento in regione sono quasi 134.000 le dosi somministrate, con 80.000 persone che hanno completato il ciclo con il richiamo. Sono 7.500 gli ospiti delle case di riposo vaccinati e 70.000 gli over 80 prenotati, 30.000 dei quali hanno ricevuto la prima dose. Il governo oggi si confronta con il comitato tecnico scientifico. Le ipotesi allo studio sono chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse più rigide e con un passaggio automatico nelle aree dove si superano i 250 casi ogni 100.000 abitanti. Un parametro questo che condannerebbe anche il Friuli Venezia Giulia, dove la soglia dei 250 casi è già stata ampiamente superata. Ed è stato un anno in prima linea nella lotta alla pandemia per tanti professionisti e tante competenze, a cominciare da quelle sanitarie. Il bilancio di questi 12 mesi nelle parole del presidente dell'Ordine degli Infermieri di Udine, Stefano Gigli. Sentiamo. Gli infermieri sono stati definiti all'inizio della pandemia gli angeli. Sono ancora considerati gli angeli a distanza di un anno? L'entusiasmo che si era creato intorno alla nostra professione lo scorso anno, i primi mesi dello scorso anno, sicuramente è andato via via un po' calando, non perché sia cambiato il nostro atteggiamento nei confronti delle persone, ma perché forse probabilmente le attenzioni si sono spostate su altro. Però in realtà noi stiamo continuando a fare il nostro lavoro con amore, con passione, con dedizione, con rispetto del paziente soprattutto e con attenzione rispetto alle necessità, ai bisogni e soprattutto cercando di creare degli esiti migliori di salute nella persona malata. Un anno di grandi disagi per tutti, soprattutto per l'economia e per il mondo della scuola. Partiamo proprio dalla scuola e dai disagi che ha subito e che sta subendo proprio in questi giorni con 110.000 giovani della nostra regione che studiano da casa con la didattica a distanza. Una scelta difficile, la cui necessità è stata ribadita questa mattina dall'assessore regionale Alessia Rosolen. Sentiamo. Io capisco le difficoltà che tutti quanti stiamo vivendo. La scelta della Regione in tutti i frangenti è sempre stata quella di tutela della salute. Credo che i dati di oggi e il numero altissimo di contagi che ci sono stati nelle ultime settimane testimoniano che la nostra è solo una scelta di responsabilità. La variante inglese sulla quale siamo stati messi in allerta nelle ultime settimane è quella che colpisce in maniera importante i ragazzi, che non significa che i ragazzi staranno male, ma significa che saranno vittime, ma soprattutto, ed è il tema di difesa del territorio, veicoli del Covid. Noi dobbiamo credere alla promessa dei vaccini, alla loro accelerazione,
Dobbiamo assolutamente anche pensare che tutto questo avvenga molto prima della fine dell'estate, perché è un tema di sopravvivenza sociale ed economica di conseguenza. E poi l'economia con il crollo del PIL, il boom della cassa integrazione, la chiusura delle fabbriche, il rimbalzo dell'estate e dell'autunno con la preoccupazione che ora si stanno addensando di nuovo all'orizzonte. Abbiamo sentito Fabrizio Cicero Santalena della Despar sul ruolo della grande distribuzione in questo anno di Covid. Un anno fa l'Italia chiudeva, si formavano le code fuori dai supermercati, c'era la paura di restare senza cibo, una paura che sembrava impensabile per la nostra popolazione e per la nostra civiltà in questo periodo storico. La grande distribuzione si è organizzata immediatamente, non è mai mancato nulla se non il famosissimo lievito di birra o le farine. Immediatamente siamo intervenuti, direi che non è mai mancato niente che non fosse comunque sostituibile. Oggi non manca assolutamente niente, è presente tutto il nostro sortimento. E domani un centinaio di negozianti, ristoranti, baristi della carne abbasseranno le saracinesche dei locali dei loro esercizi. Il popolo delle partite IVA scende infatti di nuovo in piazza con i cartelli appuntamento in piazza a Tolmezzo, mentre una delegazione scenderà dalla Carnia nella capitale per dire basta alle chiusure. Sentiamo. No alle chiusure pazze e maggiori indennizi alle attività colpite. Lo chiede in un volantino il comitato Partite IVA Insieme per Cambiare. Domani dal capoluogo carnico Tolmezzo esercenti, commercianti e negozianti non alzeranno le saracinesche dei propri locali per protestare in piazza. A Tolmezzo, solo a Tolmezzo hanno aderito 100 attività e ce ne sono numerose anche limitrofe. E quindi abbiamo avuto un'adesione davvero molto alta e capillare su tutto il territorio. Una rappresentanza delle partite IVA andrà anche a Roma per far sentire la propria voce tra le richieste, il drastico taglio del carico fiscale e il condono. E il Covid non ferma i concorsi pubblici all'Ente Fiera di Udine. Sono in corso le selezioni per l'assunzione di nuove figure professionali da aggiungere all'organico delle aziende sanitarie. Questa mattina si è tenuta la selezione per l'assunzione di 4 ostetriche. Domani saranno esaminati circa 1000 assistenti sanitari. Sentiamo. Questa mattina oltre 330 persone provenienti da tutta Italia si sono presentate per partecipare al concorso per l'assunzione di 4 ostetriche. Un bando atteso da 3 anni e che formerà una nuova graduatoria dalla quale verranno attinte anche le future risorse. Oggi stiamo aspettando il concorso per le ostetriche, 486 candidati, i posti messi a concorso sono 4, ma in realtà il fabbisogno che le aziende hanno già rappresentato e ci segnalano è ben superiore, per cui la graduatoria la scorreremo in relazione appunto ai veri fabbisogni che verranno rappresentati da qui in avanti dalle aziende sanitarie. Ho visto pochi maschi, è giusto così? Sì, è una professione che ancora ha un'elevatissima presenza di femminilizzazione, però credo che sia anche qualcosa di corretto perché rappresenta un momento di grande specificità e di grande intimità che forse anche per questo è corretto e trovi risposta nel mondo del femminile. Tanta l'emozione per le candidate che dopo il triage si sono sedute tra le file del padiglione 3, pronte ad affrontare la prova scritta e quella pratica. Da dove vieni? Dalle Marche. Avevi paura venisse rimandato a causa del Covid, del concorso? Sì, diciamo che la possibilità poteva esserci, anche se avevano detto che comunque tutti i concorsi pubblici sarebbero stati espletati, quindi ho sperato di no, infatti è stato confermato, quindi bene. E adesso ho ritentato dopo aver avuto 2 bimbi, quindi qualche anno insomma. È grave lutto per il presidente della regione Massimiliano Fedriga. Il papà Maurizio è morto nel tardo pomeriggio di ieri a Trieste. Aveva 74 anni ed era malato da tempo. La notizia ha suscitato il cordoglio di tutto l'arco politico per il governatore e per la sua famiglia, dal vicepresidente Riccardi al presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin, passando per tutte le forze di maggioranza e di opposizione ed anche le categorie economiche. Da Confcommercio a Confartigianato a Coldiretti si sono strette in un ideale abbraccio a Fedriga.
Andiamo alla cronaca. Un centro di massaggi di Casarsa della Delizia è stato chiuso per carenze igieniche e violazioni edilizie. L'operazione è stata condotta da Polizia Municipale, Carabinieri e personale dell'azienda sanitaria. Daniele Micheluz. Carenze igienico-sanitarie, ma anche violazioni di carattere urbanistico ed edilizio. Questi gli esiti di un'operazione della Polizia Municipale di Casarsa della Delizia che assieme ai carabinieri della locale stazione e al personale dell'azienda sanitaria ha portato alla chiusura di un centro relax in via 24 maggio. Il sopralluogo ha visto impegnati anche i tecnici dell'ufficio edilizia privata del comune e il nucleo ispettorato del lavoro. Nel corso del sopralluogo è stato anche verificato il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19. L'esito dell'operazione e le verifiche effettuate hanno comportato, oltre alla sanzione amministrativa, la chiusura dell'attività per 5 giorni. Le carenze igienico-sanitarie sono ora al vaglio delle autorità competenti per l'assunzione di ulteriori provvedimenti. Il sindaco Lavinia Clarotto e il comandante della municipale, Donato Perrone, hanno sottolineato la sinergia e la collaborazione tra gli enti e le autorità deputate al controllo del territorio che hanno portato all'individuazione delle violazioni del centro relax. E 11 minorenni e alcuni maggiorenni migranti sono stati individuati questa notte dai carabinieri della compagnia di Cividale, trasportati poi all'ex caserma Cavarzerani per triage e quarantena in una struttura di accoglienza per under 18. E passava attraverso i valichi di confine di Udine, Gorizia e Trieste il megatraffico internazionale di pellet irregolare stroncato questa mattina dalla Guardia di Finanza di Treviso. 118 le tonnellate di pellet sequestrato, tutto fuori legge, 13 le persone denunciate. E andiamo adesso nel Friuli occidentale a Porcia a fare il punto della situazione sui contagi. Il sindaco Marco Sartini: la pandemia però non ferma l'attività amministrativa, numerosi cantieri avviati o in fase di avvio riguardano sia la statale 13 che il patrimonio artistico del paese. Sentiamo. A Porcia la situazione da Covid è in questo momento stabile, siamo scesi fino a 35 nel mese di febbraio e adesso nel mese di marzo siamo in leggera risalita fino a 45 persone positive. Il comune in questi mesi non è mai stato fermo, stiamo organizzando in questo periodo un concorso per l'assunzione del nuovo comandante di polizia locale. Contiamo di partire con le fasi di esami nel mese di maggio per poi andare ad assumere il nuovo comandante nel mese di giugno che avrà un comando di 10 agenti complessivi. Poi stiamo lavorando sulle 2 rotonde sulla strada statale 13, se ne accorgeranno tutti i lavoratori e ci vorranno ancora alcuni mesi prima di finire quelle opere che poi renderanno un traffico più fluido su un tratto molto congestionato come è quello della strada statale 13. A monte della strada statale stiamo lavorando su una pista ciclabile che collega la strada statale verso Roveredo, su una strada che si chiama proprio via Roveredo, e poi stiamo lavorando su molti progetti di restauro architettonico all'interno di un ambito che è l'ambito storico-architettonico di Villa Correr Dolfin, perché dobbiamo restaurare diversi immobili, tra cui anche il corpo centrale della villa, e contiamo nel 2021 di partire con una prima fase di restauro molto importante. Quella villa ha circa 2000 metri quadrati di affreschi. Il primo intervento riguarderà proprio la messa in sicurezza di quegli affreschi. E prima di chiudere un'ultima ora è stato arrestato un dipendente dell'Università di Trieste per assenteismo. La sua casa è stata perquisita, l'uomo ha anche cercato di opporsi all'arresto. Maggiori dettagli nelle nostre prossime edizioni. Allora io vi ringrazio per l'ascolto, vi saluto, vi do appuntamento a tra pochissimo con A voi la linea. Una buona continuazione di giornata.